Allora, Presidente Zanon, alla luce di quanto ci dice il consigliere Sommariva, che cosa si può dedurre e soprattutto che tipo di progettualità, perché poi gli operatori del settore che voi seguite direttamente, concretamente aspettano delle risposte o che voi interagiate poi a livello governativo, se mai fosse possibile, però dei Beh, qui supporti. il piano su cui noi stiamo lavorando è duplice, da una parte verso la regione, da una parte verso il governo centrale. Se parliamo di turismo, ma a questo punto noi continuiamo a ribadire che commercio e turismo, nella sua ampia Vanno pari passo. capacità di espressione, devono lavorare assieme perché uno non esclude l'altro e se per caso si lavora per compartimenti stagni ci si dimentica di proporre un progetto che oggi in altre parti del mondo esiste per mercati meno maturi e meno prestigiosi del nostro e noi lo dobbiamo assolutamente pensare come una possibilità che se per caso riusciamo a coglierla, anche se in ritardo, è ancora utilissima al Paese. Diciamo sempre che per avere nuovi posti di lavoro, per avere un forte rilancio delle imprese legate al mondo dei servizi e del turismo, noi non possiamo più farlo nella spontaneità per cui abbiamo fatto dal dopoguerra ad oggi lo stesso dei passi da gigante e qualche volta anche dei successi enormi, ma dobbiamo guardarlo sull'aspetto invece più statistico che dice che l'Italia non è più tra i primi 5 mercati turistici al mondo e siamo stati superati da chi non ha neanche una parte delle valenze che noi possiamo mettere in campo, però avevano o hanno preparato un progetto. E allora non si può pensare che uno va a dormire su un campeggio straordinario, a dormire, a passare la vacanza, però i servizi per arrivare a quel campeggio, inteso come strade, autostrade e problemi di strutture, di logistiche, fa sì che con lo stesso tempo prendere l'aereo va a 1000 km invece che a 200 da casa, o non si può immaginare che un volo aereo finisca e dopodiché quando uno scende dall'aeroporto, esce dall'aeroporto è lasciato al suo destino. Ecco, dobbiamo fare un salto globale nel guardare tutto quello che può essere l'accoglienza e l'ospitare una persona nelle sue esigenze, che sono nel nostro caso più importanti rispetto a qualsiasi altro paese, perché se ci mettiamo la cultura vicina è evidente che abbiamo un prodotto completo e unico che però oggi ancora continuiamo a vendere solo e esclusivamente in maniera quasi balbuziente, direi. Se pensiamo che il Ministro del Turismo è soddisfatto perché a Pompei sono riusciti ad arrivare oltre 1 milione di turisti, è evidente che parliamo due lingue diverse. Per arrivare a Pompei quei turisti lì meriterebbero una medaglia prima di entrare in quel museo, perché sicuramente non li abbiamo accolti né con le strade adatte, né con i percorsi adatti, né con i servizi adatti. E per i servizi non possiamo non immaginare quegli altri paesi che nel frattempo quando investono lo fanno prima avendo un progetto e poi lo eseguono. Noi invece andiamo ogni tanto a pezzi, poi scopriamo che ci sono delle strade che finiscono in mezzo ai campi mai aperte. Ecco, questo modo di operare molto naif che il nostro Paese ha avuto fino ad oggi, nonostante tutto ci ha dato delle soddisfazioni. Quest'anno i numeri potrebbero far capire male perché si dice che c'è una ripresa parlando di turismo, ma invece, come diceva appunto il dottor Sommariva, tutti quegli aspetti positivi che abbiamo non dobbiamo prenderli come una certezza per il futuro, ma come uno stimolo a far meglio per il futuro, perché se noi abbiamo un turista che oggi ha sostituito le fasce più alte di reddito con un turista un po' meno fornito di disponibilità in tasca, abbiamo aumentato i numeri, ma non abbiamo aumentato la capacità di spesa. E a questo punto le imprese scopriranno, quando faranno la fine della stagione i conti, che qualcuno magari ha fatto anche un incremento di 3, 4, 5% di fatturato, ma moltissimi altri sono andati vicino a quello dell'anno scorso. E l'anno scorso è stato un anno orribile, quindi se si fa il paragone con l'anno più brutto è evidente che di grande soddisfazione non si può parlare. Se assieme a questo ragionamento, che comunque è legato al tempo, alla stagionalità e anche al buon Dio, la politica capisse che abbiamo tutti gli elementi oggi per diventare leader non più solamente in linea teorica, ma di progetto, questo che noi stiamo cercando di fare con i nostri uffici verso il nuovo assessore, che comunque ci sembra sicuramente dotato di buona volontà e di grande anche spirito di collaborazione,
perché vogliamo che il Veneto mantenga la primarietà rispetto all'Italia, ma non lo può fare come abbiamo avuto fino ad oggi le risposte della politica, perché sono risposte che non sono legate alla visione globale, ma solo ad impulsi che possono colpire positivamente o negativamente, basta che pensiamo alle difficoltà che abbiamo di gestire il territorio. E qui torniamo sempre alla nostra battaglia antica, che se proteggiamo il territorio forse iniziamo a fare già la prima opera importante. Infatti dopo parliamo anche di territorio, di leggi regionali che sono altrettanto interessanti, stanno destando abbastanza rumors. Consigliere, le chiedo, dall'estero noi siamo visti come un paese, collegandoci quindi a questo aspetto, difficile turisticamente e costoso, notoriamente costoso, anche rispetto ad altre realtà. Ormai stiamo superando veramente anche la Francia, la famosa Parigi, che era un qualcosa. Difficile è una parola, complicato, e appunto si diceva gli spostamenti, ma probabilmente tanti altri aspetti che per un turista sono di difficile approccio mentale. Noi siamo abituati ormai a barcamenarci in situazioni rocambolesche, vediamo i nostri lavoratori pendolari per esempio sui treni che hanno una capacità che forse in India riescono ad avere come la nostra, ma un turista non si aspetta questo. Sì, direi proprio che siamo un paese difficilmente accessibile. Bravo, perché mancano i servizi. Ma però è gravissimo, questo è perché grave, se noi guardiamo le guide estere... Cioè oggi il consumatore di oggi, in funzione anche della disponibilità di spesa che ha, concepisce il prodotto turistico come un'esperienza da comprare, che gli dia valore. E bravo, un'esperienza, cioè vuol dire tutto un insieme sì, di situazioni. Purtroppo l'esperienza nel nostro paese, purtroppo per fortuna, che è caratterizzato da tante piccole imprese, è fatto da tanti piccoli soggetti che difficilmente dialogano tra di loro, ma che alla fine costruiscono un prodotto unico per come lo vede l'utente, il consumatore. Ecco, questo nell'immaginario collettivo del turista, il nostro Veneto, o una nostra provincia dovrebbe essere un resort in cui uno entra e poi liberamente si muove e allora fa anche le scelte di acquisto giusto. Se qualche utente consumatore del turismo dice che che è troppo caro, è perché non è stato messo in condizione di scegliere la struttura più vicina a sé. Certo che se va a Piazza San Marco e paga un caffè 3 euro, il caffè di 3 euro è caro, ma nel contesto non lo è, perché si guarda San Marco è un posto unico al mondo. Ecco allora che è proprio questo del sistema dei servizi, per di più complicato dal fatto, tornando a Pompei, che una parte dei servizi sono privati e una parte dei servizi pubblici. Tra pubblico e privato il dialogo è assente, e allora difficilmente si riesce a combinare il caffè, il pranzo, la visita al museo, cioè poi sommo il trasporto in taxi o in vaporetto, se poi sommo queste micro spese, e anche perché non so dove andarla a prendere, perché non c'è neanche un tour operator che organizza il pacchetto, o meglio, si fa il pacchetto ma l'impacchetta in un autobus. E allora è un altro tipo di turismo. Certo. Oggi il turista vuole andare da solo, vuole esplorare e vivere un'esperienza unica, indimenticabile, ma la vuole fare nell'ambito di una certa sicurezza che il nostro paese purtroppo ancora non ha. Ecco, se non ha sicurezza il turista, non ce l'ha neanche a questo punto chi investe, l'investitore, quindi l'operatore del settore. Qui siamo in un discorso politico. Ora come ora la difficoltà di investire è esattamente quella del 2012, 2013, 2014. Sia per i piccoli sia per i grandi. Quindi resta... C'è solamente un leggero fremito che si vede in alcune realtà, guardando al Veneto, legate ad alcuni progetti che erano fermi da tempo, ma la richiesta di credito che noi vediamo nei nostri fidi è assolutamente solo o per consolidare o per liquidità di cassa, non perché c'è la voglia di investire. Non va bene questo. E questa è la verità, per cui se questa è la verità bisogna lavorare non guardando il dito ma guardando alla luna. E l'altro aspetto che è fondamentale è questo. Noi vogliamo fare turismo, tutti diciamo che il turismo è la nostra grande opportunità da non sprecare, e il fatto che le regioni abbiano delle deleghe e che il governo centrale
su alcune cose si è intervenuto facendo politiche diverse, questa diatriba, al di là di chi ha torto o di chi ha ragione, sicuramente non fa il bene del Paese. Ma siete pro regioni voi o pro... No, noi siamo dalla parte del buon senso e di conseguenza pensiamo che se si lavora, ognuno fa il suo, non c'è un fastidio, c'è solamente la possibilità di far meglio. Non si può andare a promuovere l'Italia pensando che tutte le regioni vengano riconosciute in tutto il mondo. Prima c'è l'Italia e quindi il sistema deve viaggiare assieme e poi c'è il Veneto, in questo caso noi parliamo del Veneto. Se c'è la Calabria parleranno della Calabria, ma sempre con l'Italia in testa, quindi non è che uno deve escludere l'altro. Il problema è che non ci devono essere le gelosie o le visioni miope che uno deve fare tutto perché la somma di 20 regioni nella spesa non corrisponde esattamente a quello che potremmo portare a casa tutti assieme invece con una sposa unica fatta a metà. E dopo un altro discorso non è solamente legato al fatto della promozione, che comunque lì dobbiamo recuperare perché negli ultimi anni abbiamo perso molta competitività proprio nel lasciare spazi ad altri meno importanti di noi, ma che si sono saputi vendere meglio. C'è proprio le infrastrutture. Sulle infrastrutture e sulle connessioni tra infrastrutture, se noi non diventiamo modernissimi, perderemo ancora competitività e scenderemo ancora in quelli che sono i range di appartenenza del nostro paese. Credo che il Confcommercio a tutti i livelli da questo punto di vista sia consapevole che non bisogna parlare da soli, lo dobbiamo fare insieme agli altri, purché gli altri ci invitino. E noi da questo punto di vista ancora non abbiamo avuto l'impressione che chi ci sta governando abbia capito che senza impresa non ci sono posti di lavoro e senza posti di lavoro non c'è ripresa, guardando all'interno. Ma guardando all'esterno, guardiamo cosa stanno facendo gli altri. Gli altri corrono, quest'anno avremo dei mercati in Europa che porteranno aumenti veri rispetto all'anno scorso e invece noi gli aumenti che abbiamo sono minimi. Nonostante l'Expo? L'Expo che abbiamo visto è stato un chiaro e scuro, è stato positivissimo sotto alcuni aspetti, ma non per quello che era il nostro grande sogno, che l'Europa si aprisse tutta assieme, usando Milano come hub, a un mondo che veniva a visitare l'Expo. Abbiamo visto che le grandi presenze invece sono tutte interne e di stranieri ben pochi. Vuol dire che o non abbiamo inventato il prodotto giusto o abbiamo creato più paure che voglia di venirci a trovare. No, non siamo stati bravi. Secondo lei? Perché l'aspetto Expo, adesso ormai che siamo agli sgoccioli, una visita all'Expo merita, perché vale la pena. Ci sono molte cose. Però ma non dall'estero, dai. No, anche dall'estero, perché ci sono... Chi non viene sbaglia. Cioè si vede in una giornata, si vede il mondo. Non tutti i paesi hanno seguito il dettame dell'Expo, qualcuno l'ha fatto molto bene, qualcuno ha fatto diciamo il suc, però è un'esperienza da fare. Finalmente abbiamo un treno che arriva in una sede fieristica, non esiste nel nostro paese, negli altri paesi c'è sempre, non solo in Giappone, arrivi proprio lì. Ecco, c'è una cosa, è mancato diciamo, la distribuzione sul territorio italiano. Cioè uno che arriva all'Expo dall'estero, nasce e muore all'Expo. Non va nemmeno a dormire a Milano, dorme fuori Milano, non va a mangiare a Milano, perché la sera mangia lì, perché si mangia in ogni padiglione, quindi passa l'intrattenimento serale lì. E allora gli effetti sul tessuto sono molto modesti. È vero, il treno Milano-Venezia, che qualche volta prendo, è abbastanza pieno di turisti, che sono giapponesi. Non so se erano tutti collegati all'Expo. Anche prima c'erano questi. E questo è un vero peccato, perché abbiamo perso, secondo me, un'occasione come territori del paese. Mentre Milano e il brand Italia credo che possano ringraziare l'Expo perché li hanno messi veramente in un mondo di grande comunicazione. Però l'Expo è una fiera di governi. Le notizie dell'Expo sono: arriva la Merkel, arriva questo, arriva quell'altro, arriva Michelle Obama. Queste sono le notizie dell'Expo. Comunque io consiglierei a chi non ci è andato di andarci magari la prima settimana di ottobre, perché ci sarà il Veneto, sarà la settimana del Veneto all'Expo.
Quindi questo è interessante. Ecco. Renderemo partecipi i nostri telespettatori, visto che noi ci saremo almeno i primi 2 giorni di ottobre per dare un'occhiata. Quindi Confcommercio ci sarà, Presidente? Beh, Confcommercio è una delle principali organizzazioni che hanno fatto crescere l'Expo insieme alla Camera di Commercio. Raccontiamolo, perché non abbiamo mai dedicato questa parentesi. Alla regione e alla colgo. provincia, chiaramente l'ha fatto Confcommercio Lombardia, ma il presidente di Confcommercio Lombardia è sempre Carluccio Sangalli, che è il presidente nazionale, quindi le informazioni sono sempre girate in andata e ritorno con grande serenità. Abbiamo avuto i nostri spazi, abbiamo fatto anche noi la nostra assemblea nazionale di maggio e abbiamo fatto una giornata all'interno dell'Expo. Anch'io sono dell'idea che chi non lo vede perde un'occasione. L'altro aspetto è che per vederlo bene servirebbero 2 giorni, perché così uno, al di là delle temperature che incidono più o meno sugli spostamenti interni, 2 giorni sono necessari. E da questo punto di vista, quindi, l'occasione, pur non avendo forse centrato al 100% l'idea, i grandi temi di fondo che erano legati all'ambiente, legati al futuro di come si va a sfamare il mondo, ma dall'altra parte si sa che un Expo è anche un'occasione che si tenta ogni paese di portare qualcosa al pro suo per tentare di riportare, se non in parte turistica, perlomeno in parte di marketing produttivo, prodotti da un mercato all'altro. Chi non ci va perde. Noi abbiamo perso l'occasione di portare tanti stranieri. Bravo, ma voi ve l'aspettavate, che quelli però, potevano essere. Ma qualcuno vi dice... aspettavate un corridoio, mi ricordo. Sì. Beh, noi si pensava che Venezia poteva essere un hub legato all'acqua, importantissimo, e quindi l'asse Venezia, Padova, Vicenza, Verona, per arrivare quindi a Milano, tutta quell'asse potesse avere dei benefici. La verità è che pochissima gente è venuta in maniera autonoma, parliamo dall'estero. Quelli che sono venuti con i pacchetti, e con i pacchetti non si va dove si vuole, ma quel poco che è venuto su Venezia lo aveva previsto, ma sarebbe venuto in un viaggio in Italia a prescindere. Comunque. Hanno lasciato quindi più o meno quello che è tipico di questa stagione dei mercati extra Europa, cinesi piuttosto che giapponesi, canadesi, americani, paesi del Nord America. Ecco, questa non è decollata, ma la cosa che forse più ci ha fatto rimanere un po' scontenti è il fatto che noi avevamo anche immaginato uno salone nostro veneziano, legato all'acqua, e che invece per un motivo o per un altro, a torto o a ragione, io non faccio assolutamente accuse a nessuno, non ha dato agli operatori quella soddisfazione che immaginavano, e speriamo che sia solamente alla fine il risultato che su quel sito si possa fare molte altre cose senza pensare più all'Expo. Mentre per quanto riguarda la visita a Milano ne hanno beneficiato i territori vicini. Gli alberghi della provincia di Varese, di Como, quelli del paese, quindi dell'Interland milanese, alla fine quelli sono soddisfatti, sicuramente sì, perché i loro prezzi per il tipo di cliente e di turista che andava a visitare l'Expo erano più adatti rispetto a Milano città. Quindi tiriamo una linea. Ecco, è un'occasione mancata per il sistema di incoming turistico Italia. Io credo che se questo fosse avvenuto, cito un paese a caso, in Spagna, i tour operator spagnoli da 3 anni avrebbero setacciato il mondo per chiamare e organizzare i viaggi degli stranieri. Noi non siamo stati capaci di farlo, purtroppo. Questo è un limite nostro. Ma perché noi ci muoviamo sull'emergenza, cioè sotto data? Perché noi abbiamo avuto i grandi viaggiatori, noi abbiamo un paese bellissimo, con un grande patrimonio dell'umanità diffuso, per cui aspettiamo che vengano, non sappiamo andarli a prendere, ma gli altri li vanno a prendere e vengono a prendere anche in Italia. E quindi il turismo mondiale aumenta di anno in anno nonostante le crisi cicliche che ci sono, infatti è per definizione il settore anticiclico, però noi non riusciamo a prendere una parte di questo nuovo turismo, siamo sempre in difesa. Peccato, perché siamo il paese più bello del mondo. Il nostro Veneto è vero che è unico al mondo, ma non per questo dobbiamo essere unici nel bastonare i turisti. Va bene, il bastonare però non è vero, perché quando gli istituti seri fanno indagini di confronto, di benchmarking, non viene fuori che siamo i più cari. È probabilmente quello che dicevo io, che uno cade nella rete, cioè non riesce a muoversi e a poter selezionare e scegliere.
E sì, allora ha purtroppo delle sorprese. Lascio stare i comportamenti, ci possono essere comportamenti così anomali, ma non è questo. Ma in tutte le statistiche serie fatte, anche dall'Istat, nei confronti dei prezzi degli alberghi, della ristorazione, noi non siamo assolutamente più cari. No, il problema è che quello che appare al turista di fatto sono queste è quella percezione. E quindi di conseguenza, e poi bastano 1 o 2 fregature, queste fanno, diciamo che fanno media. Sì, bisogna lavorare anche su questo, l'accoglienza di cui parlava prima Zanon, cioè è un tema su cui noi stiamo investendo, perché riteniamo che oggi il consumatore acquista del valore. Se siamo in grado di darglielo, e allora dobbiamo imparare a darglielo. Insomma. Infatti, ecco, siccome lei adesso si raffronta per il ruolo che ha assunto anche a livello nazionale, vedi che tanto sono arrivati un bel po' di messaggi, vediamo di leggerne qualcuno perché dopo se no i telespettatori ci rinfacciano. Voi della Confcommercio dovete fare controlli e segnalazioni sugli abusi verso i poveri cristi che spendono fior di soldi per un panino e caffè. Ecco, questo messaggio ritorna in formule diverse anche da altri telespettatori che ci hanno inviato delle mail, ovvero, e allora glielo chiedo, spieghiamo il ruolo di Confcommercio, tanti chiedono un controllo per cercare di far sì che non ci siano anche degli abusi, che sono dannosi poi per tutta la categoria, eccetera. Come misuri gli abusi? No, io cercherei di rispondere a questa domanda partendo da un altro presupposto. In Italia oggi c'è una democrazia per quanto riguarda la possibilità di mangiare e bere che non esiste in un altro paese al mondo. Lei, tranne che in farmacia, non trova la Coca-Cola, e in chiesa, scusate il paragone, ma il resto la si trova dappertutto, e i panini si trovano dappertutto. È che qualche volta uno è abituato a casa sua, cioè su quello che è il suo habitat di tutti i giorni, esce, va da un'altra parte e non riesce neanche minimamente a valutare la differenza che c'è tra dove lui è abituato e quello che ha di fronte. La differenza di prezzo non può nascere solo e esclusivamente perché uno vuole rapinare un altro, non esiste. C'è perché è una struttura diversa, è una proposta diversa ed è sicuramente non adatta a tutte le occasioni. Perché se c'è qualcuno che fa il furbo, oggi noi abbiamo tanti di quei controlli che sono legati al fisco, alla sanità del mangiare e del bere e alla possibilità di andare su tutti i media a dire tutto, l'incontrario di tutto su quello che è quel posto, che una persona per mestiere non può fare il furbo. Dobbiamo essere capaci di valutare quello che vogliamo e non possiamo immaginare, perché la briochina a casa presa in supermercato costa 30 centesimi, che la si deve trovare anche all'Hilton di Parigi o di Roma. Però ci sono baracci, tantissimi, dico baracci, poi sono veramente baracci, che presentano, e li troviamo dappertutto, anche qua in zona industriale, 4,50 €, 5,50 € un panino, cioè schifezze inumane, vergognose. Non difendiamo certamente l'anomalia, perché ma uno lo dovrebbe capire subito che se quel tipo di proposta che è fuori di prezzo, uno la salta. Ecco, ma la categoria, la società categoria, per dare una risposta, lo dia lei, perché non la categoria non difende mai chi non ha la correttezza nei confronti, perché poi il nostro vero valore, se non abbiamo la clientela, dove ce l'abbiamo? I panini rimangono sul banco. Ma voi non potete fare i controlli? Questo è... Ma controlli di che cosa controlli? Cioè è un modo surrettizio di dire le cose, cioè non c'è una norma che definisce un listino prezzi. L'impresa è libera di vendere il caffè a 80 centesimi, a 20 centesimi, a 10 euro. Certo deve avvisare il consumatore prima di scegliere deve guardare il prezzo e se per lui 5 euro, per me lo sono esagerati per un caffè, e cambia bar. Siccome ce ne sono tantissimi, non è più come 30 anni fa in cui c'era un bar e poi il deserto attorno, doveva fare chilometri per trovare un altro, perché esce dal bar e trova il distributore automatico, in cui il caffè costa 60 centesimi. Quindi c'è un'offerta a dismisura. Ora non voglio tediare con il discorso economico, ma questo è un mercato oligopolistico perfetto, cioè è un mercato in cui c'è la massima concorrenza possibile. Poi qualcuno sbaglia, perché mettere un caffè, la ciofeca che dicevi prima tu, a 4,5 € è un errore che prima o poi paga, perché i consumatori poi lo abbandonano e allora questo magari fa l'ultimo sforzo per cercare di rimanere in piedi e poi chiude e infatti c'è un grande turnover. Quindi questo è il mercato. I consumatori devono avere il coraggio di dire non compro, guardare prima, non compro e cambiare selezionare. In questo senso è evidente che il controllo
avviene da parte di chi è preposto, noi a nessuno consigliamo di comportarsi in maniera scorretta e comunque dopo ognuno Fate è anche libero. corsi poi, Ecco, certo. però il tempo di chi è scorretto oggi è brevissimo, tira giù la serranda. Infatti non dovrebbe essere per una legge di mercato. Allora andiamo in Esatto. pubblicità e poi ritorniamo insieme e tiriamo un po' le fila di altri aspetti.